Torna l'incubo mareggiate sulle spiagge della nostra regione ad appena 2 settimane dall'ultimo episodio di maltempo che aveva ridotto l'arenile di grado così. Scatta alla mezzanotte la nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale che riguarderà tutta la giornata di venerdì, quando una vasta zona depressionaria presente sull'Europa nord-occidentale scenderà verso il nord Italia. Questa situazione determinerà l'afflusso in quota sulla regione di correnti sud-occidentali veloci e molto umide. Quindi pioverà molto sulle prealpi Giulie, ci saranno temporali e piogge in genere intense sul resto della zona montana, ma il fenomeno sarà meno intenso nell'area occidentale, nel Pordenonese. Sulla costa soffierà vento da sud sostenuto con possibilità appunto di mareggiate, specie tra Lignano e Grado in mattinata. In quota è previsto vento da sostenuto a forte da sud-ovest. Al verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione Civile, sono possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità, innalzamento dei corsi d'acqua in pianura dei bacini principali, in particolare dell'Isonzo, e possibili mareggiate sulle coste esposte.